Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. E buongiorno amici di Calcio Napoli 24, un saluto da Vincenzo Credendino. Torna il consueto spazio di aggiornamento ed approfondimento delle vicende di Casa Napoli. Come sempre saremo in vostra compagnia fino alle 14, vi basterà digitale il 79 sul vostro telecomando della cara vecchia TV digitale oppure scrivere Calcio Napoli 24 su YouTube, accedere al nostro canale ufficiale e restare collegati interagendo anche con la nostra trasmissione da qui fino alle 14, il tutto implementato in cabina di regia dal nostro Biagio Barone, che andiamo ovviamente a ringraziare, così come andiamo a dare il buongiorno a Claudio Russo. Ciao Claudio, come stai? Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti. Insomma, finalmente è finito il mercato. E anche questo mercato ce lo siamo tolti alle palle, lo possiamo dire tranquillamente. Subito grande citazione colta della commedia all'italiana che tanto ci piace. E allora a questo punto direi anche di dare un'occhiata alla homepage di calcionapoli24.it.
tra poco sarà anche il momento ovviamente del classico pagellone di fine mercato. Evidentemente il Napoli ha avuto gioco difficile, o meglio Cristiano Giuntoli ha avuto gioco difficile, ma pensiamo, e sono certo che anche voi siete dello stesso avviso, se la sia cavata in modo a dir poco soddisfacente, pensando a quelle che erano le richieste che arrivavano dalla proprietà, pensando anche a ciò che poi è arrivato nel mercato, a come è stata messa in piedi la squadra. È già pronto il pagellone, caro Biagio, possiamo anche andare a mostrarlo, no? Abbiamo bisogno ancora di qualche minuto. Ovviamente abbiamo provato a dare i voti alle squadre di Serie A, alle 6, diciamo così, squadre, chiamiamole le big, non ci mettiamo l'Atalanta, anche perché evidentemente per bacino di utenza, però abbiamo provato a dare il voto alle big facendo un distinguo. Una cosa è il voto al mercato, un'altra cosa è il voto alla rosa, diciamo così, ai nastri di partenza. Vi faccio subito ovviamente l'esempio del Napoli. Nel mio caso do un 7,5 al mercato del Napoli. Perché? Perché nonostante quelle che erano delle difficoltà annunciate, evidentemente Cristiano Giuntoli, con Micheli, con Mantovani, certo, tutto lo staff dirigenziale, lo scouting, è riuscito a fare un buon lavoro. Arriva Kim, arriva ovviamente Raspadori, arrivano Osimhen, Simeone, via vai tutti gli altri, abbassando il monte ingaggi. Ottimo risultato, si becca un 7,5. La rosa però, ad oggi non possiamo dire, secondo me, nonostante in tanti lo dicano, secondo me ad oggi la rosa non ha lo stesso valore di quella dell'anno scorso. Nel momento in cui perdi uno come Koulibaly, perdi Mertens, perdi Insigne, perdi lo stesso David Ospina, ragazzi, non so se possiamo dire che la rosa ha lo stesso valore dell'anno scorso. Voglio subito capire se Claudio Russo la pensa come me, oppure se sei uno di quelli che pensano che il valore della rosa quest'anno, tutto sommato, sia pari a quella dell'anno scorso, anche perché da qualche parte sento dire quest'anno è più completa, ci sono ricambi in più ruoli. Allora, forse più completa non saprei, però se noi andiamo a giocare uomo su uomo, caro Vincenzo, è chiaro che il mercato del Napoli vede. In porta si passa da David Ospina a Salvatore Sirigu. In quanto a esperienza, secondo me ci stai, perché hanno la stessa esperienza. È chiaro che però si arriva al punto che chi è il portiere del Napoli titolare? Un portiere che negli ultimi 4 anni ha sempre perso il posto. Quindi è chiaro che in valore assoluto magari ci perdi, però Alex Meret per me resta uno dei grandi vincitori del mercato del Napoli, e poi magari abbiamo tempo durante la trasmissione di parlarne. In difesa hai sostituito Gulam con Mattias Olivera. Il Gulam da 5 anni che non riusciva a dare un contributo. Mattias Olivera speriamo torni in condizioni al più presto, chiaramente, però è ancora ingiudicabile. Però per me è un plus. Hai sostituito Tuanzebe, che non ha mai giocato, con Ostigard, che è, per fare il quarto difensore, per fare il quarto centrale, è ottimo. Hai sostituito Koulibaly con Kim Min-jae. Allora, per sostituire Koulibaly e non andarci a perdere, il Napoli doveva acquistare Virgil van Dijk. Qualsiasi altro difensore, forse anche Matthijs de Ligt, per qualsiasi altro difensore ci andavi a perdere, perché Koulibaly è uno dei migliori centrali del mondo. Kim in queste prime partite ha dimostrato di essere un buon difensore, roccioso. La speranza è che possa chiaramente col tempo diventare magari come Kalidou Koulibaly, però ci ricordiamo all'arrivo di Koulibaly a Napoli nel 2014-2015 Koulibaly era il terzo centrale. Centrocampo. Hai sostituito Fabian, che voleva andare via, che non avrebbe rinnovato, quindi incassare 23 milioni di euro è una grande vittoria per le casse del Napoli, con Ndombele.
Ndombele, io amo Fabian, Vincenzo, però Tanguy Ndombele, da un punto di vista delle coppie, ti va a completare la coppia fisica e atletica con Anguissa, che prima non avevi un sostituto. Potenzialmente Ndombele può avere un impatto ancora più grosso rispetto a quello che aveva Fabian. La questione è la condizione fisica, ma non stiamo giudicando questa in questo momento. Le condizioni a cui arriva sono ottime, perché lui arriva a un prestito per 500.000 euro con un diritto di riscatto a 30 milioni. Se Ndombele dovesse tornare lo Ndombele del Lione, 30 milioni l'anno prossimo si spendono, perché Ndombele ne vale il doppio. Assolutamente sì. Quindi potenzialmente ci può essere andato a migliorare. In attacco, allora, Mertens e Insigne nei cuori dei tifosi non si sostituiscono facilmente. Per sostituire due con questo impatto dovresti andare a prendere giocatori che il Napoli non poteva permettersi. Ma l'arrivo di Raspadori e di Kvaratskhelia a quelle condizioni per me è molto positivo. Io non sto dicendo che ho già dimenticato Mertens e Insigne. Raspadori e Kvaratskhelia però sulla carta sono due tra le migliori opzioni che aveva il Napoli per sostituirli. Quindi per me li hai sostituiti nel modo giusto. Spero possa essere anche vincente. Per quanto riguarda invece Petagna, Simeone, la quantità di denaro sostanzialmente è molto simile. Simeone forse è più adatto da un punto di vista della mobilità. Addirittura rosa 7 hai dato al Napoli. Per me il Napoli è da 7, ma anche da qualcosa in più. Cioè, il 7 è pieno. Cioè, l'obiettivo però qual è, Vincenzo? Il Napoli deve giocarsi un posto in Champions. Questa rosa tranquillamente, con la pipa in bocca, si gioca un posto in Champions. Tranquillamente. Non c'è solo il Napoli, cioè si giocano 6 squadre, 4 posti. L'anno scorso hai sfiorato lo scudetto Con una squadra che doveva partire per la Champions. Doveva partire per la Champions. Quest'anno, cioè, la domanda è: per te il Napoli è allo stesso livello dell'anno scorso? Stringi. Secondo me il Napoli ha le potenzialità per diventarlo. In questo momento non lo è, perché è ovvio, perché Insigne e Mertens, Fabiano, Koulibaly e Ospina ti davano certe certezze che potenzialmente ti possono dare i sostituti. Ma magari tra un mese parliamo di un Napoli che parte di nuovo con 8 vittorie consecutive, o di un Napoli che comincia a incespicare. Però per me, potenzialmente, in questo momento il Napoli tranquillamente ha un posto tra le prime 4 e, considerando il livello medio delle prime 6, delle 6 big che abbiamo analizzato, metti caso si allineano i pianeti, il Napoli può giocarsela come lo ha fatto l'anno scorso. Nessuno lo scorso anno diceva Napoli da scudetto, fino alle ultime 4 il Napoli è stato in corsa. Perché non può esserlo anche adesso? Andiamo ancora a inquadrare a schermo intero. Vorrei capire anche i voti che ha scelto Claudio Russo per le altre big del nostro campionato. Come dicevo, ci sono Roma, Lazio, Napoli, Juventus, Milan e Inter. Mercato da 6,5 per l'Inter. Perché? Per le delusioni di Bala e Bremer. Perché l'Inter non esce bene. Non esce bene fino all'ultimo. Ha cercato la questione Skriniar, fino all'ultimo l'Inter non è mai riuscita a dare un certo tipo di garanzie, perché se Zanga avesse voluto probabilmente avrebbe ceduto anche Skriniar, poi avrebbe trovato i tifosi sotto la sede. Il mercato di entrata dell'Inter: Onana e il cambio di Handanovic. Mkhitaryan è un discreto colpo, arriva al posto di Vesino. È un colpo di qualità che fisicamente non può dare, non ha 45 partite nelle gambe. Lukaku è Lukaku, parla da solo. Bellanova sulla fascia è un azzardo. Acerbi è un cambio dei centrali difensivi. Aslani è l'unico colpo che realmente mi intriga. È uno di quei, a lui arriva al posto di Sensi. È un colpo interessante, però nel complesso il valore dell'Inter, considerando anche le partenze di Perisic, che era un giocatore molto importante, è chiaro che secondo me l'Inter in questo momento il mercato sufficiente,
La rosa rimane forte, sempre perché una coppia in Italia come Lukaku-Lautaro non ce l'ha nessuno. Quindi l'Inter rimane una pretendente come il Napoli, sicuramente è un borsa Champions e anche l'esperienza di uno scudetto vinto, e quindi magari può aspirare, può avere qualche certezza in più per quanto riguarda l'Inter. Passiamo al Milan. Mi sembra che assieme alla Roma, tra rosa e mercato, sia la candidata per lo scudetto, secondo te? Beh, il Milan che ha perso? Ha perso Romagnoli, che era un cambio dei centrali, ha perso che sì, già si sapeva sarebbe andato via, perno centrale del centrocampo, ha perso Castillejo, che era il cambio di un esterno destro, che è andato a prendere. Charles De Ketelaere è il colpo che più mi intriga di tutto il mercato. Perché ti ricordi quando ne parlavamo anche in proiezione Napoli, a me avrebbe fatto impazzire. De Ketelaere messo dietro Osimhen sarebbe stato strepitoso. Ha completato la difesa con Thio dallo Schalke 04, che sono stati spesi 10-12 milioni di euro e ha già esperienza in Germania. Serginho Dest arriva last minute perché Florenzi si fa male e Dest giocava contro il Napoli con la maglia del Barcellona in Champions e in Europa League. Ha completato l'attacco con Origi, che va a completare con Giroud, con Ibrahimovic quando tornerà, un attacco sicuramente d'esperienza che in Serie A può spostare. Branks e Adli li conosco poco, però vanno a completare un centrocampo che vede il Milan comunque già molto ben strutturato. Bennacer, Tonali, è chiaro che gli altri vanno a completare. Il Milan, il cambio di Ketelaere e Brahim Diaz a Napoli si gioca un posto da titolare secondo me, quindi è una rosa già molto forte che può lottare per confermare uno scudetto magari che ha sorpreso più di un addetto ai lavori lo scorso anno. Cambio dello Juventus. La Juventus evidentemente acquista tanto Bremer, Di Maria, forse la ciliegina Paredes dava qualcosa in più al mercato della Juventus o no? Guarda, devo dire la verità, sei stato abbastanza largo di voti, non ho trovato nessuna sufficienza striminzita, si parte dal 6,5. Però ecco, la Juventus secondo me, se prende Bremer, Di Maria, Pogba, Paredes, ha fatto un mercato, poi lascia stare la sfortuna. È un mercato all'altezza delle partenze, perché la Juventus si è ritrovata De Ligt, Bremer non è De Ligt. Ci sono due categorie di differenza, secondo me, in valore assoluto. Sì. Magari in Serie A è più adatto Bremer di De Ligt. Esatto. Però la Juventus si è trovata De Ligt che voleva andare via. Ha scelto di sostituire Dybala con il Di Maria della situazione, rendendo la Juventus ancora di più un instant team. O vince quest'anno o rischia di veder sprecati gli investimenti, che sono comunque alti da un punto di vista degli ingaggi. E poi è riuscita a liberarsi di Arthur all'ultimo, così come Zaccaria. Secondo me a centrocampo la Juventus rischia un po'. È arrivato Paredes, ok. Pogba vai a capire come sta. Però la Juventus in valore assoluto magari più il nome fa rumore dell'attuale livello, però è chiaro che se ti presenti con Paredes, Milik, Kostic, Bremer, Pogba e Di Maria hai fatto un ottimo mercato. Poi parla il campo e lì il gioco di Allegri stenta a presentarsi, latita ormai da anni. Sulla carta è un buon mercato, uomo su uomo. Chiaramente poi sulla questione economica si potrebbero fare discorsi su qualsiasi squadra, però in questo momento ci rimaniamo sull'uomo su uomo del mercato, e la Juventus ha fatto un ottimo mercato e rinforza una rosa che comunque sarà vecchia, sarà arrivata anch'essa a fine ciclo, però sa come si vince rispetto al Napoli o alla Roma o alla Lazio.
In attesa di andare al telefono, intanto il nostro primo ospite, Biagio, ci ha detto che possiamo procedere con la telefonata, proprio vedete, CN24 Live, e così volevo leggere anche qualche messaggio e poi ecco, andremo proprio al telefono. Il Napoli ha sostituito alla grande chi è partito, mettendo a disposizione di Spalletti una grande squadra, adesso il mister non può più lamentarsi e sta a lui non commettere errori. Tutto a posto. È chiaro che lo stesso Luciano Spalletti avrà da lavorare, credo che non sia stato perfetto ad esempio nell'ultimo impegno, però mi dicono che intanto siamo pronti, giusto Biagio? E allora buongiorno ad Antonio Giordano del Corriere dello Sport. Ciao maestro, come stai? No, insomma, mi difendo, dai. Abbiamo dei problemi però per quanto riguarda l'audio. Antonio, ci senti? Io vi sento bene. Adesso ti sentiamo anche noi perfettamente. Ciao Antonio, come stai? Ciao Stai andando Antonio, a Roma? buongiorno. Buongiorno ragazzi. Stai andando a Roma, Antonio? No, sono già arrivato. Ah, perfetto. Prima non ti sentivo, ero in treno. Ovviamente in vista di quello che sarà, non lo so, immagino, l'impegno del Napoli. Sì, per lavoro ovviamente. Sì, Chiaramente. E allora Antonio, vorrei partire prima da Lazio-Napoli e poi dal mercato, anche se stavamo in compagnia di Claudio Russo facendo una sorta di pagellone, non soltanto del Napoli, anche di tutte le altre squadre. Lazio-Napoli oggi è gara davvero molto complicata. Maurizio Sarri al suo secondo anno sembra quasi un marchio di fabbrica e riesce ad ingranare la marcia. E allora che gara ti aspetti? Che gara sarà? Evidentemente se ti aspetti ancora il 4-3-3, il 4-2-3-1, al di là dei numeri, quale atteggiamento ti aspetti da Spalletti nell'affrontare la Lazio? Non lo so, non riesco a prevederlo. Nella testa degli allenatori è complicato entrarci e non mi sembra neanche giusto poi entrarci. Ognuno decide per sé, giustamente. Ma aspetto una partita di calcio vera, tra due allenatori che sanno impostarle attraverso una visione abbastanza propositiva, molto propositiva, direi anche intellettualmente alta dal punto di vista calcistico, tanto per l'uno quanto per l'altro. Di Sarri sappiamo tutto quello che ci ha offerto nei 3 anni napoletani, ma anche tutto quello che ha offerto poi nella sua nuova versione, un po' al Chelsea, un po' alla Juventus, anche un po' alla Lazio. C'è una forma di pragmatismo che gli è toccato nel momento in cui si è reso conto che era difficile ripetere la grande bellezza napoletana. E di Spalletti sappiamo, oltre a tutto quello che gli ha detto alla carriera, quello che ha detto nel suo primo anno napoletano, che per me è tantissimo, va al di là del pareggio con Lecce, ovviamente, va al di là delle prime prestazioni di quest'anno, nelle quali devi metterci per forza un periodo di apprendimento che è inevitabile. Ecco Antonio, chiaramente oggi Spalletti parlerà alle 14. Da un punto di vista della formazione, non ti chiedo se torneremo al 4-3-3, confermato il 4-3-1, ti chiedo la sensazione che hai avuto al 45esimo di Napoli-Lecce quando Spalletti mette dentro Zielinski non mi ricordo il secondo calciatore, Lobotka. Zielinski e Lobotka, scusa, grazie per non vedere Raspadori, torna al 4-3, come se avesse avuto, non so, timore, come se si fosse voluto rifugiare in un'ancora di salvataggio. No, gli allenatori fanno quello che dicono le partite, giustamente. Anche il Bologna ieri sera, alla fine del primo tempo, ha dovuto cambiare, si rendono conto di come stanno quelli in campo, di cosa ha bisogno. Poi le risposte magari sono diverse da quelle che ti aspetti, però è fatale che sia così in questo momento. Cioè, non mi metto a drammatizzare sul pareggio, anche se capisco che è cominciato già il rosario delle occasioni perdute, ma siamo alla quarta, ne vedremo ancora delle belle. Ora si entra in una fase della stagione terrificante, si gioca domani c'è una giornata in cui l'amante del calcio vero si siede in poltrona alle 2:30 del pomeriggio e si alza a mezzanotte, perché in sequenza ci sono 3 partite che non ti puoi perdere, assolutamente, no? E quindi, però dentro queste partite ci sono le insidie, le devi cogliere. Voti. È il momento dei voti, Antonio. Voto al mercato del Napoli, quindi diciamo a quello che
è riuscito a fare anche Cristiano Giuntoli in base alle direttive della società, Giuntoli assieme a tutto lo scouting, e voto poi alla rosa nel suo complesso per come è attrezzata per lottare per i propri obiettivi. 8 al mercato, 8 alla rosa. 8 al mercato perché è stata una rivoluzione straordinariamente intelligente anche dal punto di vista economico-finanziario, anagrafico, perché era necessario, era indispensabile, è arrivato con qualche anno di ritardo secondo me. Vanno fatti gli applausi a Giuntoli, a Maurizio Micheli, all'area scouting tutta, alla società, a Spalletti, sono stati bravi, non era facile gestire. 8 alla Roma, perché come fai a non applaudire anche il mercato della Roma, impregnato di Mourinho? Cioè, questi sono i valori che cambiano, questi sono gli interventi che modificano il valore stesso di un mercato e di una società, che gli possono dare lunga vita come ha scelto il Napoli attraverso Raspadori, Rivera, e che gli possono dare vita e anche di grande spessore come ha fatto la Roma con i Dybala, con i Matic, con i Wijnaldum. Ma poi la sorte ti gioca contro e perdi Wijnaldum immediatamente, ma non è colpa di nessuno onestamente, e un po' meno agli altri. 7,5 al Milan perché De Ketelaere è uno dei quali sei costretto ad innamorarti in fretta, un po' meno all'Inter e alla Juventus anche, perché troppe peripezie, troppe incertezze, troppi voti di memoria, neanche tanta sfortuna alla Juve, perché dal discorso della Roma per Wijnaldum, compri Pogba e Di Maria che ti avrebbero immediatamente dato e li perdi. Però poi altre incertezze restano secondo me nell'organico, cioè io nella Juve credo manchi ancora un centrocampista che dia l'idea giusta, non credo possa essere Paredes, che ha altre qualità, però può darsi che mi sbagli io e quindi chi sono io per dirlo. È un voto alto alla Salernitana. Ieri sera ho visto la partita, mentre c'è anche Piontek, sono stati bravi, complimenti anche a De Santis. Beh, probabilmente un attacco Boulaye a Christophe Piontek vale tranquillamente la metà classifica se mantengono ciò che hanno fatto durante la carriera. Antonio, il Napoli ha dimezzato il numero degli over 30, perché l'anno scorso si partiva con Ce lo dicevo prima. la cessione di Koulibaly e di Fabian, circa 60 milioni in due per due calciatori che non volevano rinnovare, che avresti perso a zero, è forse la miglior coppia di cessioni dell'era De Laurentiis, considerando le condizioni, non soltanto le cifre. Devo dire, visto come erano arrivati, cioè in scadenza di contratto, hai messo in banca 63 milioni, mi sembrano tanti, però se pensi che potevi farlo 3 anni fa, certo ti saresti perduto 3 anni di Koulibaly. Per me l'occasione perduta, è inutile anche tornarci indietro, è quella del 2019, cioè l'anno di Ancelotti, quando ci fu la possibilità per il Napoli di cedere Allan al PSG e probabilmente anche Koulibaly a certe cifre, però sono scelte, meritano rispetto, anche considerazione, perché non è facile rischiare a quei livelli lì e con queste somme qua. E quindi anche quella fu una intuizione dal punto di vista programmatico. Poi è andata come è andata, quindi, però quest'anno non era semplice neanche gestire Mertens e Insigne, e se li sostituisci come li hai sostituiti vuol dire che avevi già le idee chiare, che quindi dentro c'è una filosofia proprio calcistica che appartiene all'area tecnica e che va apprezzata. In questa squadra ti sarebbe piaciuto vedere Cristiano Ronaldo? Lo sai, Cristiano Ronaldo ti sarebbe piaciuto sempre, ovunque. Ok, meno male. Però... no, c'è qualcuno che risponderebbe di no, Ne ho incontrato. Ma ognuno ha la sua.
io non rinuncio ai Messi e ai Cristiano Ronaldo se ci sono le opportunità. Poi è vero altro, no? È vero che avresti dovuto rivedere certe cose, però ecco, se fosse stato possibile averlo alla fine gratis, che ti devo dire, al 20%, con Osimhen dentro al Napoli, certo che sarebbe stato bello, ma sapevamo che sarebbe stato difficile. È impossibile porsi di traverso dinanzi a un talento così esagerato, è impossibile. È come rinunciare a una botta di vita che ti capita, il biglietto della lotteria non necessariamente quello da 6 milioni, il biglietto della lotteria che ti dice vabbè, goditela per un po', puoi fare tutte le cose che non ti sono concesse perché non si può, perché negarselo? Sarebbe stato bello. Io immaginavo già l'annuncio, l'arrivo, anche dal punto di vista giornalistico mi sarebbe piaciuto, ecco. Forse questa è una forma di deformazione che mi porta appresso, sarebbe stato bello. Siamo in 3, Antonio, anche a noi avrebbe fatto fin troppo piacere poi capire, sai, i piccoli dettagli, perché in questi giorni chiaramente la domanda non era, sai, la questione tecnica, Ronaldo, dove lo fai giocare, no. tutti quei dettagli, dove va a abitare, cioè la domanda dove potesse andare ad abitare Cristiano Ronaldo è stato uno dei temi che scendevi al bar, era molto più interessante quello che dove vai a mettere Cristiano Ronaldo in campo. Poi chiaramente sono dettagli, curiosità nostre che divertono più noi chiaramente che i lettori. No, è andata, quindi è un quesito che non ci porremo più. Ecco Antonio, un quesito che però adesso ti chiedo è su Alex Meret, perché secondo me è uno dei 3 grandi vincitori del mercato assieme a De Laurentiis e Giuntoli, che avevano le loro idee e le hanno portate a segno. Ma Alex Meret adesso come si può ricostruire la credibilità di Meret agli occhi del tifoso che ha visto per 2 mesi Alex Meret sulla porta d'uscita del Napoli, ha sperato in Keylor Navas, ha sperato in Kepa e adesso si ritrova a Meret che negli ultimi 4 anni ha sempre perso il posto in favore di Ospina e adesso è titolare? È una domanda che dovresti porre ad altri, perché appartengo alla ristrettissima schiera dei merettiani, se ne esiste una. Continuo a ritenere Meret il talento più puro che esiste in giro tra i portieri, immediatamente dopo Donnarumma o persino alla pari con Donnarumma, e continuo a pensare che Meret manchi però qualcosa rispetto agli altri, proprio a Donnarumma per esempio, una personalità che esalterebbe le sue qualità. La gestione della vicenda Meret è stata la parentesi meno edificante per il Napoli, quella che un po' ha sporcato il proprio mercato, però in questa storia in cui hanno sbagliato tutti possono porre rimedio, anche Meret. Cioè, Meret deve uscire finalmente dagli equivoci, rendersi conto che è forte, che è bravo, che tutto quello che ha fatto fino ai 21 anni non gliel'ha regalato nessuno se non il Padre Eterno, superi le incertezze, le ombre, il passato, qualche errore che appartiene agli umani e dimostri che non valga solo il Napoli, valga ma anche di più. Ha le condizioni per farlo, faccia finta di non sentire gli spifferi della gente eventualmente, ma non è facile giocare al Maradona, prima si chiamava San Paolo, non è stato mai facile, però non è mai stato impossibile. Anche altri hanno superato certe difficoltà che appartengono al pregiudizio del calcio. Se poi la gente pensa di poter fare un'opera buona, lo dico sorridendo, dia una mano a Meret, un ragazzo talmente straordinario che merita l'aiuto di tutti. Tutto chiaro. Grazie mille Antonio per essere stato oggi con noi. Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao Antonio, grazie. Grazie ad Antonio Giordano del Corriere dello Sport. Andiamo molto rapidamente, caro Biagio, con gli altri collegamenti in scaletta. Sai che pensavo, Claudio? Vorrei sapere anche la tua opinione. Vai. Io poi ho una domanda per te. Okay, la giro a te, non a Antonio faccio, Giordano. esatto, faccio io una a te e tu una a me. La prima. Si dice, ragazzi, arriva Ronaldo, è un catalizzatore di gioco. Serve tutta la squadra per lui.
ad oggi è un finalizzatore, non è più l'uomo che crea, e posso essere anche d'accordo, non so se tu lo sia, però posso essere anche d'accordo quando si dice che Ronaldo spesso e volentieri è un catalizzatore di gioco, la squadra deve giocare per lui, o almeno così era la Juventus, giusto? Sì. A quel punto io mi alzo e dico, ma Osimhen non è la stessa cosa, signori e signori. Cioè, ad oggi c'è un calciatore lì davanti, nel Napoli, che obbliga la squadra a giocare in un certo modo. Sì, però a Osimhen puoi rinunciare ogni tanto. Cioè, una partita Osimhen lo puoi mettere in panchina. Ronaldo, se lo prendi per fama, Osimhen molto molto maturo, immagina... puoi rinunciare. Cioè, in Accetta. questo momento tu puoi immaginare un Napoli senza Osimhen. Sì, sì. Un Napoli che prende Cristiano Più o Ronaldo. meno. Cristiano Ronaldo per tutto il carrozzone che si porta dietro. Ronaldo è titolare. Punto. Pure uno che Decide paghi, pure lui. uno che paghi 70 milioni, Claudio, è titolare. Sì, ma va detto. Però come lignaggio del giocatore. Cioè, Cristiano se viene sicuramente dice a non è la nobiltà, non è 5 palloni d'oro. Cristiano viene Andiamo qui anche al telefono dice tra a poco. Spalletti, io gioco queste partite e le gioco qui. Perché Ronaldo è una figura più grossa di Spalletti Sicuramente, e del Napoli. ha il fatturato di un piccolo stato, probabilmente. Poi devo essere Cristiano sincero, Ronaldo. il Ronaldo dello United si è assegnato, però giocava, non dico da fermo, però giocava con una squadra per lui. Per Tutto questo qui. dico, grande catalizzatore di gioco. Se ti dicessi invece che la domanda che volevi fare a me la possiamo fare al nostro prossimo ospite, che credo possa dare sicuramente una risposta più ampia e corretta. Buongiorno intanto a Fabrizio Ferrari. Ciao Fabrizio, come stai? Grazie innanzitutto per essere oggi qui con noi. Ciao, un saluto a voi. Ciao, Mi è sembrato Fabrizio. di conoscere la voce di Claudio Russo, sbaglio? Ciao Fabrizio, buongiorno. E guarda, ti faccio subito questa domanda. Secondo dall'esterno, il Napoli che per 2 mesi lascia capire di volere un nuovo portiere, però poi alla fine ne tratta 2, Kepa e Navas, a condizioni di comodo. Che impressione esce dal fatto che il Napoli poi resti con Alex Meret? Perché se il Napoli secondo me voleva un portiere lo andava a prendere, perché non esistono solo Meret e Kepa sul mercato. Ma l'impressione è quella che avrete un po' tutti, cioè chiaramente cioè che io tengo un giocatore in cui non credo abbastanza, però io penso che sotto questo punto di vista Spalletti avrà lavorato sul giocatore per facendogli capire che lui è la prima scelta del Napoli e che lui non doveva dar retta a quelle che erano le voci di Benedetto. Poi insomma obiettivamente Meret ha risposto sul campo anche contro il Lecce, però non dimentichiamoci che però era la seconda scelta di Ospina rispetto all'anno scorso, quindi poi è vero che è un giocatore su cui puntava la nazionale, per cui magari si spera che questo possa crescere soprattutto di personalità, perché l'altro anno ha commesso un errore a Empoli come l'ha commesso anche Radu, come capita a molti portieri, però si parte da un presupposto che il Napoli, questo Napoli, secondo me è inferiore al Napoli dell'anno scorso, cioè non si può pensare che se è arrivato Kim, se è arrivato Ostigard, cioè, se sono arrivati questi giocatori sia la stessa cosa che avere Kalidou Koulibaly, per quanto magari possono essere in futuro, possono diventare dei giocatori importanti. Poi, oppure a centrocampo io per esempio ho visto un Agnità un po' in calo, adesso è partito Fabian Ruiz, cioè è arrivato un giocatore che comunque è un giocatore che se vogliamo Conte non ha voluto tenere al Tottenham o che ha ritenuto che non gli fosse utile, per cui secondo me bisogna valutare anche queste cose. Poi davanti per carità sono arrivati Simeone, Raspadori e tutto il resto, però le partenze sono partenze importanti. Kvaratskhelia, che è partito benissimo nelle prime 2 partite, non ha l'esperienza di Insigne, per cui purtroppo se parti bene, dici se vinco con il Lecce, la gente dice Napoli-Lecce, vittoria tranquilla, mentre queste sono partite che soprattutto nelle prime giornate di campionato che non sono scontate. La Cremonese di Aldini per esempio ha messo in difficoltà la Fiorentina, ha messo in difficoltà la Roma, poi ha anche perso magari, però il Lecce è stato più fortunato l'altro ieri,
e quindi con quei 2 punti il Napoli poteva trovarsi in testa alla classifica, ma non dimentichiamoci che magari il Napoli l'anno scorso era partito in testa alla classifica e poi dopo ha avuto un blocco magari a metà campionato, per cui io preferisco magari una squadra che parte un po' così e poi dopo inizia a carburare durante la stagione, anche perché alcuni giocatori come Raspadori e Simeone sono arrivati in corso d'opera. E poi sentivo che parlavate di Cristiano Ronaldo, io su Instagram, su Fabrizio Ferrari, giornalista su Instagram, ho fatto un video qualche giorno fa in cui dicevo che Cristiano Ronaldo a Napoli può fare solo il centravanti, e per cui da centravanti lui alla Juve non voleva giocare, tant'è vero che l'altro anno al Manchester United, tra virgolette, l'hanno costretto a farlo e non l'ha fatto spessissimo, tipo nel 60-70% delle partite, ma il Manchester United alla fine non si è qualificato per la Champions. Il risultato è questo. Alla fine è un bene o un male che non sia arrivato? Secondo me è un bene perché è un giocatore che gioca per se stesso, per il suo gol, per i suoi gol, non per il bene della squadra. Per cui ricordo un episodio quando era la Juve con Quadrado che era defilato e lui chiede la palla in mezzo all'area, Quadrado segna e Cristiano Ronaldo si arrabbia con lui perché non gli ha dato la palla. Cioè, bene o male, ha segnato un tuo compagno, se un altro al posto suo sarebbe stato contento lo stesso. Certo. Quindi io più che altro dico, facciamo attenzione perché il Napoli rispetto all'anno scorso non ha lo stesso potenziale, però tutti si aspettano che possa fare meglio. Cioè, dopo Gattuso tu non sei arrivato in Champions, a un certo punto ti trovi in testa alla classifica nonostante i problemi che hai riscontrato per colpa della Coppa d'Africa e per colpa degli infortuni. Chi si fa male Di Lorenzo in una partita importante come quella con la Fiorentina, perché la Fiorentina era una squadra in grande forma in quel momento, e te sei costretto a far giocare Zanoli e non c'è Anghissà. Quando a Bergamo ha debuttato sì Zanoli, ma c'era anche un Anghissà in campo che ti poteva dare, quando Zanoli spingeva, anche un po' di sicurezza in più. La partita l'hai persa, io poi dopo mi ricordo la palla che Lozano a un certo punto con Mertens a campo aperto non riesce a dargli, probabilmente se quella palla filtra, Mertens va in porta, il Napoli va in vantaggio e il Napoli vince la partita e probabilmente non avrebbe perso con l'Empoli e avrebbe insidiato sicuramente al Milan lo scudetto. Però quelli sono episodi, cioè io ripeto, il Napoli era lo stesso Napoli che con Gattuso non era arrivato in Champions, per cui non guardiamo alle volte la classifica, perché la classifica può essere anche frutto di un tot di partite che sono andate bene, ma magari ti mancano le partite principali. Io facevo questo discorso però anche con Osimhen, sai Fabrizio, cioè anche Osimhen mi sembra che costringa, tra virgolette, il Napoli a giocare in un certo modo. Adesso non so quale sia la tua opinione su quello che è il peso specifico del calciatore, su quelle che sono le sue caratteristiche, però onestamente in questi anni ho notato che serve anche una squadra che giochi in funzione di Osimhen e non il contrario, non viceversa. Questo insomma, anche a me sembra un qualcosa di simile, più che altro perché lui ha delle caratteristiche particolari, è un giocatore che attacca bene la profondità, per cui non puoi giocare magari con una squadra che va a prendere gli avversari in maniera aggressiva come era abituato a fare Spalletti in passato, che ne so, nella Roma che fece il record di punti nella storia dei giallorossi, o comunque anche con l'Inter. E comunque lui ha delle caratteristiche che vanno sfruttate, no? È un po' il discorso che fa Sarri con Immobile, che magari ha fatto meno Mancini con Immobile, è per questo che i mondiali li guardiamo da casa. Fabrizio, Secondo me l'allenatore ci deve rendere conto anche del giocatore che ha, sotto questo punto di vista Spalletti è molto bravo, nel senso che in passato ha dimostrato che ha saputo adeguare il suo gioco ai giocatori che aveva a disposizione. E lo dicevo anche l'altro giorno in un'altra situazione, è un allenatore attento anche ai cambiamenti del calcio che ci sono intorno, per cui ricorderete quando il Napoli di Sarri era imbattuto in casa dopo un anno e mezzo, un anno e qualche mese, che la Roma di Spalletti viene a giocare a Napoli con la difesa a 4, con Florenzi che faceva in fase di possesso saliva e la difesa diventava a 3, come faceva Paolo Sosa. Adesso l'ho visto fare a Di Lorenzo che viene dentro al campo a fare gioco come fa il Manchester City, come faceva il Manchester City di Guardiola, quindi significa che comunque sotto questo punto di vista Spalletti è uno che è attento anche a quelle che sono le evoluzioni del calcio.
sotto questo punto, invece al contrario Sarri ha delle sue idee. Poi dopo è vero che, come dicevo prima, il suo calcio, se hai Immobile non puoi fare un certo tipo di calcio, andare a prendere troppo alto l'avversario, perché così non sfrutti le qualità di contropiedista di Immobile. Però diciamo che è meno malleabile. In 3 anni di Napoli quante volte abbiamo visto giocare il Napoli diversamente dal 4-3-3? Magari durante una partita che può aver modificato il sistema di gioco, ma in partenza, a parte le prime 3 partite quando giocò col Rombo, che si era fissato per giocare con il Rombo, non ricordo altri cambiamenti. Per cui anche la partita, anche lo scontro Spalletti-Sarri della prossima giornata di campionato per me è interessante, perché la Lazio sta attraversando un buon momento, ha dimostrato, io ero a Genova, sta dimostrando di avere una facilità di palleggio, di movimento della palla, però non riesce poi dopo a concludere davanti alla porta. Diciamo che è stata brava con l'Inter, con la Sampdoria non è stata cinica. E il Napoli ha un problema simile, perché con il Lecce non è riuscito a segnare, però il Napoli mi sembra un po' più indietro rispetto all'anno scorso. Per esempio Anghissà non lo vedo come l'Anghissà dell'anno scorso, che mi dimostrava, mi sembrava un giocatore insostituibile in mezzo al campo. Qualcosa è cambiato, e qualcosa è cambiato anche l'assenza di Fabian Ruiz, secondo me un po' si fa sentire. Fabrizio, ti leggo una dichiarazione di Francesco Calzona, che stamattina è stato presentato come commissario tecnico della Slovacchia. Lui faceva parte dello staff di Spalletti e a Napoli già era stato con Maurizio Sarri. Gli hanno chiesto: come hanno preso la tua decisione a Napoli? Risposta, virgolettato: ho già molti nemici lì, puntini sospensivi, ma no, scherzo, l'hanno presa in maniera positiva. Mi volevano ancora al Napoli e quando gliel'ho detto ho passato una settimana, insomma, per far capire questa cosa. Poi poco a poco l'hanno accettato e ora i rapporti stanno tornando alla normalità. Io da una frase del genere è come se fosse successo qualcosa. Dai, era il segreto di Pulcinella. Tra Calzone e Spalletti. Dai, Claudio. Ma io non te lo so dire, cioè, te mi leggi la dichiarazione, io sapevo che comunque erano rimasti in buoni rapporti tra di loro. Cioè, mi è capitato di parlare con Ciccio Calzona recentemente, e anch'io gli ho fatto questa domanda e lui mi ha detto che sono rimasti buoni rapporti, come chi si rende conto che non fai parte di uno staff, ma vai a fare il GT di una nazionale che ha partecipato alla fase finale dei mondiali, in cui venne anche eliminata l'Italia. Per cui sotto questo punto di vista non lo so, ecco, se poi dopo le sue frasi possono essere state un po' toccate, oppure il fatto che lui abbia voluto scherzare su questa cosa possa essere stato travisato. No, io penso, insomma, che Spalletti, da persona intelligente qual è, abbia capito che era un'opportunità per una persona del suo staff, e che poi dopo avrà provveduto fra virgolette, a sostituirlo, comunque a trovare qualcuno che prendesse il suo posto, ecco. Mi risulta che Maldini sia rientrato, che era a fine contratto a giugno, quindi è un giocatore che comunque conosce Spalletti, che poi rientra nel suo staff. Non so se è legato all'addio di Calzona, oppure se è una cosa che comunque ci è stata lo stesso. E senti Fabrizio, come cambia Napoli gli allenatori? Nel senso, in cosa ha cambiato Napoli Maurizio Sarri nel suo triennio, e in cosa secondo te sta cambiando Napoli Luciano Spalletti in questo primo anno e qualche mese? Perché chiaramente un segno l'avventura a Napoli lo lascia sempre. Ci stavo riflettendo, ma che cosa cambia? Quando ti hai allenato a Napoli, secondo me ti dà qualcosa di diverso, nel senso che poi dopo, se ti vai a allenare da altre parti, non c'è quella passione per la squadra, quella vivere il calcio 24 ore su 24 in altre città. Quindi Sarri, dopo che è andato, dopo i 3 anni col Napoli, è andato sì a Londra, ma a Londra, insomma, puoi tranquillamente passeggiare per strada che nessuno
magari ti ferma, oppure può capitare, ma capita all'italiano, l'inglese insomma difficilmente ti fermerà, e quindi hai una vita un po' più, tra virgolette, tranquilla. A Torino è già diverso, ma comunque non come Napoli, perché Torino poi è una città granata che insomma dove ci sono anche juventini, ma soprattutto granati. Per cui te comunque vivi la città anche quando non alleni, non sei nel tuo studio e esci fuori. Già il fatto che comunque il cane di Sarri si chiami Ciro, che l'abbia trovato fuori da Castel Volturno, insomma sono cose che comunque lasciano qualcosa, no? E penso che a Spalletti anche per lui sarà la stessa cosa, un giorno che dovesse andare via da Napoli, se andrà via da Napoli, cioè che ti lascia anche rispetto alle esperienze che ha avuto prima. Forse ecco, Roma può avvicinarsi all'esperienza che ha adesso a Napoli. Roma quindi tantissime radio, tantissime televisioni, 24 ore a parlare sempre di calcio, esci fuori, chiaramente la gente insomma ti ferma, ti chiede la foto, il selfie, se sei in famiglia non hai magari questi momenti di libertà. Ecco, Roma è simile a Napoli, però Napoli ha qualcosa in più, direi, nel senso che c'è proprio la genuinità del tifoso napoletano, e quindi sotto questo punto di vista c'è un qualcosa che dopo, quando lo lasci, ti mancherà sempre, cioè ti mancherà per sempre questa atmosfera. Qual è il segreto? Stefano, tu che, scusami Fabrizio, tu che chiaramente lo conosci bene, perché al secondo anno di Sarri cambiano le cose, o almeno si ingrana la marcia? Cioè, il primo anno di Sarri, non dimentichiamoci, è andato in testa alla classifica al Napoli, cioè andò in testa, a Torino aveva 2 punti di vantaggio sulla Juventus, se non fosse arrivato quel gol sull'autogol, sul tiro di Zaza pochi minuti dalla fine, probabilmente il Napoli sarebbe rimasto in testa alla classifica, una partita equilibrata in tutto, e per via di quel tiro la Juventus superò insomma il Napoli. Però già il primo anno comunque il Napoli ricorderete 5-0 alla Lazio, 2-1 alla Juventus all'andata, insomma il Napoli già quell'anno aveva mostrato una sua identità. Poi il secondo anno magari uno ha visto un Napoli diverso, però il primo anno c'era Higuaín, il secondo anno poi dopo parte in maniera diversa. Se non sbaglio il secondo anno era quello in cui partì a Pescara pareggiando 2-2, se non erro poi dopo il Napoli arrivò terzo dietro la Roma di Spalletti, per cui sul fatto del secondo anno non sono così d'accordo. Però è chiaro che dopo un anno di lavoro con Sarri è chiaro che i giocatori iniziano a capire ciò che vuoi, parti in ritiro anche per la seconda estate, hai la possibilità di lavorare su determinate cose su cui non hai potuto lavorare magari durante l'ultima stagione, perché si giocava anche durante la settimana, il mercoledì, per cui è chiaro che il secondo anno può aiutare molto di più. Fabrizio, da quando Sarri ha lasciato Napoli, io l'ho visto sempre un pochino più distaccato quando gli hanno parlato di Napoli. È una questione caratteriale sua? È rimasto colpito da qualcosa, non so, dal fatto che quando è andato alla Juventus chiaramente a Napoli lo hanno visto tutti quanti con un occhio diverso, perché quando sentiamo per esempio le interviste di Benitez, dello stesso Ancelotti, di Mazzarri, hanno determinate parole d'amore per il Napoli. Quando sentiamo Sarri è come se stesse sempre un po' più sulle sue. Non so se hai notato mai questo tratto. Sinceramente non ho fatto caso a questo particolare, sinceramente. Non ti saprei dire la tua impressione, cioè non ho notato questo cambiamento nei confronti della città, anzi so che lui ha ancora rapporti con gente di Napoli con cui li aveva prima e con cui sono rimasti anche adesso, per cui anzi la cosa non lo so, ecco, magari alle volte le frasi possono essere fraintese, comunque insomma il tono della voce, per cui Maurizio sotto questo punto di vista, essendo un po' ombroso,
rischia di essere fraintesa alle volte. Questo è successo anche quando era a Napoli e parlava di altre realtà. Io ricordo, dopo quella vittoria a Torino famosa, provavo a strappargli, sai, una dichiarazione sul futuro, così, e gli dissi: mister, ma una vittoria come quella di questa sera può cambiare anche il futuro di una carriera? La risposta all'epoca fu: io, quando smetterò un giorno e mi chiederanno che squadra ho allenato, la prima squadra che dirò sarà sempre il Napoli. All'epoca, Claudio. Poi evidentemente le cose possono cambiare, Rimarrà però sempre così, chiaramente. Cioè, come fa a cambiare un allenatore che insomma che è nato in una città che sente, insomma, come dicevo prima, il calore della città. Comunque quando allora era il San Paolo, adesso è il Maradona, ma allora quando entrava al San Paolo, quando il San Paolo il Napoli segnava, quando si applaudiva, quando cantava il tuo nome dopo una vittoria, o comunque quando la squadra stava vincendo, cioè è un calore che è diverso rispetto a quello che può essere al Chelsea o alla Juventus, dove non è mai stato accettato. E così alla Lazio forse dopo la vittoria con l'Inter qualcosa stava succedendo, poi dopo adesso il pareggio con la Sampdoria non lo so se cambierà qualcosa, perché magari il tifoso è molto legato al risultato, non neghiamolo, cioè per cui al tifoso non interessa se hai tirato 20 volte in porta e hai pareggiato una partita, il tifoso preferisce insomma vincere con un tiro in porta. Poi dopo magari sarà polemico, dici sì, non ci piacciono queste vittorie, però il discorso che faccio io, sono convinto che lui dirà sempre Napoli e ho allenato il Napoli, ecco. ultima considerazione, Fabrizio, il piano tattico della gara che ci aspetta sabato sera. Io penso che sarà una gara abbastanza piacevole e con due squadre che cercano di giocare, quindi se mi viene in mente le partite giocate tra Spalletti e Sarri, mi viene in mente Inter-Napoli, doppio 0-0, molto bloccate, che possono essere cambiate solo da alcuni episodi, ecco. Sono due allenatori che lavorano molto sulla preparazione della partita, non lasciano niente al caso, per cui sono quelle partite che magari piacciono poco ai tifosi perché possono esserci pochi gol, però poi dopo se c'è l'episodio che ti sblocca la partita, allora dopo si apre magari una girandola di segnature, tipo il 4-0 dell'anno scorso o comunque il 2-1 all'Olimpico. Però se ripenso all'Inter Inter-Napoli o Napoli-Inter, era la stagione in cui il Napoli si giocava lo scudetto, quella della partita persa 3-0 a Firenze, che l'Inter di Spalletti mise in grande difficoltà. Quel Napoli che probabilmente era superiore all'Inter, anche perché erano 3 anni che giocavano insieme. E qui secondo me sarà una partita interessante. Non mi aspetto che le squadre vadano a prendere altissimo gli avversari, magari alti, e comunque sono due squadre che cercheranno comunque di giocare la palla, di palleggiarli, di saltare i reparti avversari con dei passaggi, e cercando poi la giocata finale di un singolo, ecco. Sulle palle inattive, per esempio, che a Napoli ricorderanno con Sarri facevano divertire gli schemi da calcio d'angolo, da punizione e tutto il resto, la Lazio la vedo un po' indietro quest'anno rispetto agli altri anni, tanto per diciamo un particolare. Sotto questo punto di vista adesso non ricordo il Napoli, ma mi sembra che finora il Napoli anche su calci d'angolo, forse nella partita vinta col Monza, non mi ricordo se c'è stato un gol, aiutami. Mi sa di Claudio. sì, quello di Kim, no? Sì, Il gol di Kim forse. sì, il gol di Sì. Kim, il 4-0 al Monza. Sì. Sì, ecco, c'è stato quel gol lì, ecco, per la Lazio per esempio ancora manca il gol da palla inattiva, che era un po' un marchio di fabbrica di Maurizio Sarri, motivo per cui l'avevo chiamato Mister 33 quando allenava la Sansovino, perché lui ci lavora tantissimo su questi particolari, e l'altro anno la Lazio ha sfruttato un spessissimo schemi che portavano al gol Milinkovic-Savic.
Tutto chiaro. Grazie mille Fabrizio per essere stato oggi con noi, un grandissimo piacere. Saluto a voi, grazie. Ciao. Grazie. Ciao Fabri, grazie, un Grazie abbraccio. a Fabrizio Ferrari di allenatore.net, chiaramente l'abbiamo interpellato anche e soprattutto per quella che è la sua profonda conoscenza e di Spalletti e chiaramente dello stesso Maurizio Sarri. Andiamo avanti con le telefonate leggendo. Nel frattempo, se riusciamo, potremmo far vedere entro la fine della nostra trasmissione un po' di conferenza di Calzona. Ha parlato Ciccio. Sì, conferenza Ha stampa. parlato Ciccio Calzona, ma in italiano. In italiano, chiaramente. In italiano, sì, sì, grandissimo siamo Ciccio un Calzona. attimo al lavoro. Grandissimo Ciccio Calzona che tra l'altro gli telefonammo per fare gli auguri, insomma per complimentarci, disse ma come, ma dove l'avete letto? Ma come dove l'avete letto? Ciccio è ufficiale. Era ufficiale tipo 3 giorni fa e lui disse ah bene, sono contento, mi fa piacere, insomma era ufficiale ma lui ancora non lo sapeva. Eh sì, Sapeva i che avrebbe i la contatti poi presentazione erano, sarebbe stata venerdì. i contatti poi erano anche abbastanza approfonditi da un paio, diverse settimane, Sì. già da luglio se ne parlava, perché la Slovacchia andava cercando un allenatore straniero che potesse affrontare le qualificazioni all'Europeo. Infatti il contratto è fino a dicembre 2023 con opzione automatica di rinnovo fino a post Europeo 2024 in caso chiaramente di qualificazione. E se Calzona è stamattina è stato presentato dalla Slovacchia, lo è grazie chiaramente a Marek Hamsik. Tutto qui. Infatti penso che tra un po' riusciamo anche a far vedere un po' di immagini. E allora attendo due, Claudio, per quanto riguarda le immagini, sarebbe davvero interessante sentire di prima mano le parole di Ciccio Calzona. Intanto vado a leggere qualcosina su calcionapoli24.it, prontissimi. Abbiamo già le dichiarazioni del tecnico. Ci sarà anche Lobotka, chiedono a mister Ciccio Calzona, sarà un vantaggio averlo già allenato, è un grande calciatore, è una grande persona. Non parla molto, come Hamsik, e a me piacciono leader tranquilli come loro. Lo scorso anno ha fatto benissimo in Serie A e credo che non abbia ancora mostrato tutto il suo potenziale. Sarà il nostro pilastro. Come dargli torto? Ma dice, non ha ancora mostrato tutto il potenziale. Cioè, dove può arrivare Lobotka? Diventa davvero Iniesta tra un po'. Diventa la fusione tra Xavi e Iniesta. Può diventare un giocatore in grado di velocizzare al massimo il gioco. Magari non ti darà mai la verticalizzazione a 50 metri, che con Osimhen è molto utile. Non abbiamo nessuno, abbiamo perso anche. Vedi, poi dici che io. Hai qualcosa da Ndombele, eh? Ndombele ha un po' quel piedino, però non ha la condizione. Che non lo metti davanti alla difesa, però non ha la a 70 metri. Allora, dai. domanda. È una mezzala, Ndombele è mezzala. Io ti faccio una domanda. Ok. Voglio spararla fortissimo. Vai. Napoli-Milan lo scorso anno. Il Milan 4-2-3-1 che si dietro la punta, con compiti prettamente difensivi. Ndombele in un 4-2-3-1 se può giocare dietro la punta. Quello. Ndombele, per quanto sia strutturato fisicamente, grandissimo, ti copre grande zona di campo, è più offensivo che difensivo, per quanto mi riguarda. Non ce lo vedi a due, quindi? Ce lo vedo. Ah, ok. Chiaro che ce lo vedo. Te lo ricordi a Lione? Chiaro che ce lo vedo. Ma magari dovesse entrare però in condizione, dovrebbe entrare un tantinello in condizione, allora mi può fare anche quel lavoro. E come potrebbe farlo? Assolutissimamente sì. Andiamo però al telefono, siamo pronti per dare il buongiorno a Federico Di Placido di sslazio.news. Ciao Federico, come stai? Buon pomeriggio Vincenzo, bene, grazie dell'invito, è un piacere essere di nuovo in collegamento insieme, un caro saluto a te, un caro saluto a tutti. Ciao Federico, buongiorno. Chiaramente la ragione è fare un po' di prepartita insieme, guardare anche in casa Lazio, grazie ai tuoi occhi, manca ormai poco più di 24 ore al fischio d'inizio. Cominciamo dalla line-up probabile che dovrebbe affrontare il Napoli domani sera all'Olimpico. Allora, come sapete, Maurizio Sarri, che conoscete probabilmente meglio di noi, ha avuto alcuni problemi di formazione che si sono visti in live praticamente nella sfida con la Sampdoria. I due dubbi sono in attacco e in difesa, Felipe Anderson e Alessio Romagnoli, ma magari ci arriviamo passo passo. Sicuramente confermato in porta Provedel, che ormai ha preso il posto di Maximiano a tutti gli effetti, Lazzari sulla destra e Marusic a sinistra, con al centro Patrick,
e anche lui gode di ottima stima da parte del mister, con probabilmente Alessio Romagnoli che appunto ha avuto alcuni problemi all'adduttore, ma non dovrebbe essere nulla che gli impedirà di far parte della sfida, anche perché insomma dall'alto della sua esperienza ha saputo gestirci ed è uscito per tempo. A centrocampo confermati Milinkovic-Savic e Cataldi, c'è il dubbio però dall'altra parte perché Luis Alberto potrebbe tornare in panchina lasciando il posto a Vesino, che ha fatto molto bene con l'Inter, perciò mi aspetto una formazione simile a quella che ha vinto contro i nerazzurri. Il tridente d'attacco ovviamente sarà guidato da Ciro Immobile, con probabilmente Mattia Zaccagni a sinistra e anche Felipe Anderson, che appunto ha rimediato 4 punti di sutura contro la Sampdoria, però con una fasciatura adeguata, insomma dovrebbe riuscire a sopprimere il fastidio e fa parte dei titolari. Ci sono alcuni dubbi, ovviamente, qualora non dovesse farcela Alessio Romagnoli, il probabile titolare sarà Nicolò Casale, così come se non dovesse farcela Felipe Anderson, al suo posto Pedro. Lo spagnolo però attenzione, perché sono diversi mesi che anche lui ha problemi ai legamenti della caviglia, nonostante appunto nelle prime giornate abbia dimostrato una forma piuttosto ottimale, specialmente appunto contro l'Inter, che è un po' la partita di riferimento della Lazio. Molti si augurano ovviamente di vedere una sfida simile all'Olimpico, ma bisognerà giocarsela ovviamente. Ecco Federico, dal mercato che è appena finito esce una squadra più nelle corde di Maurizio Sarri, cioè è una squadra che uno piace al mister e due quanto si avvicina alle idee di calcio del mister, perché una delle critiche che veniva posta magari la scorsa stagione è che Sarri non avesse gli uomini da squadra di Maurizio Sarri, e la Lazio si è mossa molto sul mercato attuale. Vero, si è mossa molto, però per il momento l'unico vero inserimento è quello di Alessio Romagnoli, un difensore che conosce l'ambiente molto bene, che si è integrato alla grande, sembra veramente qui da diverse stagioni, ma questa cosa è mossa soltanto dal fatto che lui è laziale, prova sentimenti per questi colori e sta dando veramente molto. Gli altri però bisognerà vederli, ecco, per esempio Cataldi, che a tutti gli effetti consideriamo un adattato lì in quel centrocampo a 3, lui essendo una mezzala, bisognerà vedere gli inserimenti dei nuovi come Marcos Antonio, pagato 7 milioni in uscita dallo Shakhtar. Ci sono dei dubbi anche su di lui, qualcuno lo accosta ovviamente con le dovute proporzioni a Jorginho, però bisognerà vedere se avrà effettivamente il passo. Poi per il resto i giocatori insomma sono quelli della passata stagione, la panchina è chiaro si è allungata, è arrivato Vesino che Maurizio Sarri conosce bene dai tempi dell'Empoli, è arrivato questo giovane Matteo Cancellieri che sta facendo particolarmente bene, lo schiera quasi sempre a partite in corso. È chiaro però che si è trovato un compromesso forse questa stagione, la sensazione è che Sarri forse si sia un po' ammorbidito, le sue idee forse adesso sono meno dogma e i giocatori vanno un po' più incontro a lui. Insomma le prime partite viste quest'anno sono parecchio divertenti, anche contro la Sampdoria forse la Lazio avrebbe meritato qualcosa di più, lo stesso Pedro insomma che ha vissuto uno dei Barcellona più belli, sembra di giocare con Guardiola, ha detto ai microfoni dei cronisti nel post partita. Quindi insomma ci si diverte, è vero, mancano ancora dei tasselli, forse manca un Allan, un vero recuperapallone a centrocampo, però è chiaro che ci stiamo godendo i Milinkovic-Savic, che a proposito di mercato sembrava potesse andare via, invece è rimasto ed è un leader, e intorno a lui una squadra che sta girando abbastanza bene. L'anno scorso il problema dolente era la difesa con Luis Felipe Acerbi, quest'anno Patrick Romagnoli invece stanno dando grandi garanzie, e insomma i presupposti per divertirci ci sono. L'obiettivo ovviamente resta il 4º posto e domani penso che in tal senso sarà una partita chiave per il resto della stagione. Maurizio Sarri che dice giochiamola a 2 tocchi, Luis Alberto che dall'altro lato dice il mio calcio prevede che io possa portarla anche per 10 metri, poi tornare indietro, poi lanciare. Il mio calcio è libertà, mister, è fantasia. Alla fine qual è il punto di incontro che hanno trovato? Perché sembra risolta. In questo momento il punto di incontro è la panchina per lo spagnolo. Noi lo conosciamo meglio, sicuramente ormai sono diverse stagioni che il mago, come lo chiamiamo qui, incanta con le sue accelerazioni, i suoi passaggi. È chiaro però che quest'anno, un po' come l'anno scorso, insomma, c'è questo modo di fare, come si dice, bastone e carota da parte del mister. Per il momento sta funzionando, i numeri dicono che la scelta di farlo entrare dalla panchina è
è azzeccata nel proseguo della stagione, però mi aspetto che Luis Alberto diventi a tutti gli effetti un titolare lì a centrocampo, perché la qualità, a mio parere, insomma, da amante del bel gioco, va sempre schierata. Lazio che gioca effettivamente a 2 tocchi, anche ad 1, però quello che manca veramente è il cinismo, perché nelle ultime uscite, insomma, abbiamo visto una Lazio che tenta ancora i triangoli, i freggi dentro l'area, quando invece sarebbe meglio tirare, e questi forse, non so se potete confermarmelo, sono anche un po' i difetti che rivedo in quel Napoli, che mi ricordo di quel Napoli dei 92 punti in quelle stagioni, che non vinse lo scudetto, forse proprio perché mancava quel tassello in più per fare gol, per chiudere la partita. Con la Sampdoria di fatto sono e saranno 2 punti persi pesantissimi, speriamo ovviamente di recuperarli nel corso della stagione. Ultima domanda, Federico, ma possibile che la Lazio abbia soltanto un attaccante? E questo è una guerra, una prenderanno battaglia. uno svincolato, perché da qui a novembre le partite sono tante, Sono tante, Immobile non è più un ragazzino, per preservarlo al meglio ci sarebbe bisogno di qualcuno che possa dargli una mano. Noi ricordiamo Felipe Caicedo, che è stato perfetto sotto questo punto di vista. Quest'anno di fatto è arrivato Cancellieri, che per tutto il ritiro pre-stagionale ha lavorato come centravanti, come falso 9, come qualcuno direbbe, soltanto che poi in campo, quando viene schierato, viene messo come esterno d'attacco, quindi non c'è chiarezza. È chiaro che in alcuni frangenti Pedro può fare la prima punta, anche se non sta benissimo, Felipe Anderson, ma stiamo parlando di tutti i giocatori adattati. Noi abbiamo provato a spingere, insomma a sperare fino alle 8 di ieri sera che qualcosa cambiasse, sarebbe bastato forse anche un Francesco Caputo, che abbiamo seguito per tanto tempo, sembrava veramente destinato a venire alla Lazio, poi però si è preferito continuare su una linea verde, diciamo, no? Di giocatori al di sotto di una certa soglia d'età, quindi alla fine nulla si è mosso. È un peccato, ripeto, perché Immobile merita di avere il giusto partner per rifiatare un po', però speriamo che a gennaio, insomma, possa muoversi qualcosa. Mancanza quella del centravanti, come mi permetto di dire, anche la mancanza del terzino sinistro, perché insomma effettivamente in rosa Lazzari e Marusic sono due destri, poi in più c'è Isai, un altro giocatore che conoscete bene, però il piede mancino manca. Emerson Palmieri è stato l'oggetto del desiderio, Parisi dell'Empoli, insomma sono stati fatti diversi nomi, ma alla fine il mercato non è stato proprio completo, ecco, sicuramente sufficiente ma non completo purtroppo. Ecco, ultimissima, ma Lotito si è posto un obiettivo, cioè per lui è una squadra che può valere la Champions in un campionato così livellato, almeno in alta classifica? Beh, assolutamente sì, insomma la squadra è costruita, i punti di forza sono proprio quelli di aver mantenuto un gruppo compatto a grandi linee, insomma il gruppo è quello che contese lo scudetto, no? La Juventus sempre di Sarri prima della pandemia, giocatori con qualche anno in più di esperienza. È vero, abbiamo perso Leiva a proposito di recupera palloni, che giocava e non giocava con Sarri, poi ha convinto il mister, ma anche lui per motivi anagrafici insomma è andato via. Però la rosa è sicuramente di qualità, il calcio è di qualità, i gol del centravanti non mancano, la difesa si sta registrando, perché insomma lo dicono i numeri, ma anche proprio l'atteggiamento dei difensori, che l'anno scorso si schiacciavano tutti su Stracoscia, sul portiere, cosa che Sarri detestava, infatti ha lavorato tantissimo su questo. Hanno imparato nuovi dettami, quindi insomma con un anno in più di sarrismo, prendo in prestito questo termine, la speranza di arrivare ai quarti è chiara. La competizione, ripeto, è tanta, perché oltre alle 3 milanesi, insomma la Roma, il Napoli, ci metto anche la Fiorentina, l'Atalanta, che sembra sempre sulla soglia del ridimensionamento, poi invece di fatto è prima in classifica. Sarà un bel campionato, me lo aspetto, e mi auguro insomma una Lazio che poi possa lottare quantomeno fino alla fine per il quarto posto, poi se sarà quinto, sesto, insomma ce lo prenderemo, ma l'augurio è di tornare a sentire quella musichetta che purtroppo da laziale insomma negli ultimi anni abbiamo vissuto una sola volta, ovvero dopo la pandemia. Tutto chiaro, grazie mille Fabrizio per essere stato oggi qui con noi, buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro, a presto. Grazie a Fabrizio, scusatemi, a Federico Di Placido, perché mi sono avuto questo lapsus. Ti viene naturale, dai. Perché ho visto la scaletta e c'era quello scritto prima. Scusate, insomma, mi scuso anche con Federico per il refuso. Allora, ti posso dire che
Spero tra una decina di minuti al massimo di vedere la conferenza di Calzona. Io vorrei Infatti, vedere adesso invece le probabili formazioni. Adesso andiamo a vedere. Biagio, poi ti scrivo appena avrai il file in mail. Per quanto riguarda le probabili formazioni, io penso che il Napoli da questo punto di vista dovrà pensare anche chiaramente al match di Liverpool. Contro la Lazio. Secondo me puoi andare a giocartela con gli uomini che ti hanno vinto le prime 2 partite. Hanno riposato. Lozano ha riposato. Cioè Ora con sì. Liverpool o No, con la no. Lazio. Contro la Lazio, per me puoi giocare con gli stessi 11 che hanno battuto Monza e Verona. Che E possiamo definire probabilmente- titolari ad oggi. In questo momento sono i giocatori che danno più sicurezza a Spalletti. Sono titolari. Zielinski oggi è un titolare. Ma anche Lozano è un titolare. Ieri Ma per esempio mi dai più dubbi. un Napoli che vuole attaccare la profondità non può attaccare la profondità con un solo giocatore, secondo me. Deve avere almeno 2 giocatori. Politano non è un giocatore che per caratteristiche tecniche attacca la profondità. Lui è uno che rientra sul sinistro, rientra verso e taglia verso il centro del campo. Secondo me deve avere sempre 2 giocatori a disposizione, che possono essere Osimhen Lozano, possono essere Raspadori Osimhen, può essere eventualmente può essere Raspadori Osimhen con a sinistra sia Kvaratskhelia sia lo stesso Elmas. Ti dico una stupidaggine, la dico enorme, non succederà mai. Puoi anche pensare di fare in qualche partita di provare Mattias Olivera più avanti, sfruttare la sua capacità di corsa, perché Mattias Olivera con Elmas non sono andati benissimo, perché Elmas tagliava verso il centro del campo, pestava i piedi a Raspadori con Politano che si accentrava, e sulla sinistra mancava la spinta, perché chiaramente Ndombele non riusciva a coprire l'avanzata di Olivera. In questo momento dire Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Kim, Mario Rui, Anghissà, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia significa dire gli 11 giocatori di cui Spalletti si fida di più e che gli danno più garanzie da un punto di vista del gioco e fisico. Però tu mi dici Lozano e Politano sì, si giocheranno sempre una maglia, però se il Napoli nasce come una squadra che vuole attaccare la profondità, secondo me non la può fare soltanto con Osimhen, perché il nigeriano resta poi vittima delle difese avversarie, che si lasciano i 2 centrali alle sue spalle, gli permettono di giocarla soltanto spalle alla porta, di giocarla sui compagni, che non è cosa di Osimhen, non rientra nelle sue corde, punto. Io più penso a Osimhen e più penso che farà 20 gol. No, ma li fa. Segnerà tantissimo. Dagli un pallone in profondità. Il problema è che li segna in modo suo. Dici tu è troppo anarchico rispetto all'idea del È Napoli. anarchico in senso assoluto. È anarchico in senso assoluto. Lui ha un problema di scelte. È anarchico in senso assoluto. Lui quando deve Io attaccare sto la dicendo che alla fine è sempre il discorso più vecchio del mondo. Basta che funzioni, come dice Woody Allen, quindi basta che fai 20 gol e siamo tutti felici, oppure dobbiamo pensare a come sarebbe se magari, ecco, con un altro tipo di attaccante, che ne so, ne fa 15, però la squadra poi nel complesso gira di il più problema è che e ne fa di più. Vincenzo, però Spalletti ha detto il Napoli, cioè se Spalletti non tira fuori Osimhen contro il Lecce, con Osimhen in evidente difficoltà, perché se avesse messo Simeone un quarto d'ora prima nessuno gli avrebbe detto niente, perché Simeone spalle alla porta è più adatto di Osimhen. La questione è che Osimhen non lo puoi togliere fuori, non lo puoi togliere dalla partita e metterlo in panchina. Perché? Perché ha quel potenziale che non sai mai cosa può succedere. Però non è quel giocatore che dici è una certezza, io vado da lui perché so che mi fa il gol. Quello è Cristiano Ronaldo di anni fa, è il Messi di anni fa. Osimhen sai che nella migliore delle ipotesi al 50% ti può trovare la giocata. Poi ti cambia anche il 50% di partite in cui non ti fa nulla. E non parlo del primo anno, parlo di Napoli-Lecce. Il problema è che tu fai fatica a toglierlo. Fai fatica a toglierlo perché ha quelle caratteristiche uniche nella squadra del Napoli, per cui tu fatichi a toglierlo fuori.
Però rischi, perché magari non ti azzecca la giocata, e non dico che hai un peso in mezzo al campo, però hai giochi con mezzo giocatore in meno. Claudio, ma oggi ci sarà conferenza per Mister Spalletti? Spalletti parla tra 40 minuti. Ok, quindi Parla tra 40 minuti, quindi poi diretta testuale su Calcio Napoli 24, quando uscirà il video chiaramente ve lo faremo E Maurizio anche Sarri? vedere. Su Sarri non sono riuscito a trovare un orario, devo essere sincero. Credo parlerà, o quantomeno parlerà Mandiamo un messaggio a Federico. quantomeno parlerà perché poi sul sito, Ce lo facciamo dire. sul sito della Lazio non c'è nulla. Lui ha parlato in conferenza stampa post Sampdoria Lazio. Io credo che se non parlerà in conferenza stampa per tutti, parlerà quantomeno ai media ufficiali della Lazio. Però in questo momento non ci sono comunicazioni, nemmeno sai sui siti specializzati che trattano la Lazio. Quindi in questo momento non sapevo dirvi. Facci vedere le probabili formazioni, caro Biagio. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione. Non ho capito se dobbiamo prima andare a questo punto da Calzona. Il nostro Biagio Calzona arriva tra quanto tempo abbiamo per il trasferimento di Calzona? Arriva forse tra un 5 minuti, perché Ok. chiaramente la conferenza stampa totale dura un'ora. Ok, Perché c'è la traduzione. giustamente. Abbiamo tagliato un po'. L'abbiamo anche tagliata. Sì, Signori, arriva tra applausi. un Applausi per il 5 nostro minuti. Claudio Russo, che in tutto questo ci porta anche il contributo tagliato, live, salve passante. Insomma, subito aumento per Pagare. Claudio Russo. Subito. E guardiamo anche a quelle che sono invece le probabili formazioni. Meret tra i pali, Di Lorenzo e Mario Rui sulla fascia, centrali Rachmani e Kim, Anghissà, Zelischi e Lobotka. Vabbè, insomma, Lobotka centrale, però ci siamo capiti. Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Claudio Russo, è questa la formazione anti-Lazio? Sì, con Lobotka al centro, chiaramente anche sta a Sì, destra e chiaro. Zelinski a sinistra, però è questa qui. Non può non essere questa qui, perché Però c'è il Liverpool. Allora, se è vero come è vero che questi sono quelli più in forma, che fai? Li spompi in una gara come quella contro la Lazio? No, la fai Lazio così, si fa correre? facciamo così, di questi qua, tu hai 5 cambi a disposizione. Mettiamo a caso che ne cambi 2 al 60esimo Classici. e puoi cambiare Lozano con Politano Sì. e puoi cambiare... chi vai a cambiare? Puoi cambiare magari Zelinski con Raspadori. Mettiamo Lobotka con Raspadori, poi dipende chiaramente dalla gara. Poi puoi cambiare quando mancano 20 minuti alla fine, puoi rimettere dentro Ndombele, puoi mettere dentro Elmas per Kvaratskhelia e sgravare i titolari di 15, 20, 30 minuti. Io credo che in questo momento mi stupirei se non dovessimo vedere questi 11 qui. È chiaro poi che tra 40 minuti, tra le domande che faranno a Spalletti, secondo me ci sarà sicuramente una su quanto tempo, chiaramente lo staff tecnico ha i dati, a che punto è Ndombele, come lui ha visto Ndombele, in quale posizione può giocare, come sta chiaramente anche Mattias Olivera. Ci sono dei giocatori, determinati giocatori che devono... Già sappiamo che devono dare un contributo, però se io ti dico i titolari, per me sono questi qui, punto. Ti leggo invece qualcuno dei messaggi che stanno arrivando. DJ Ricci, firmereste per il pareggio domani? Bella domanda. No. Perché? Perché no? Perché altrimenti si commette l'errore fatto anche con il Lecce. Vabbè, il Lecce La colpa ha una coppia non di firmi, è ovvio, il Lecce ha una coppia di centrali che aveva disputato 27 partite in A in 2, solo Tuglia, Baschirotto era al debutto, è al debutto in Serie A quest'anno e lo si è sottovalutato. Bisogna partire sempre per vincere, ma in qualsiasi partita, anche contro il Liverpool. Infatti la domanda comprende anche il Liverpool. Cioè tu te la giochi per vincere, punto. Mi ricorda Sarri quando diceva con il City voglio avere 11 facce di puntini sospensivi. Come era di cazzo di culo. Con la doppia Z, meglio non doppia dirla Z. poi per gli spettatori.
e voglio avere la presunzione di andargli a palleggiare in faccia. Poi magari ti va male, perché Sarri prese 4 palloni qui in casa e mi pare ne prese almeno 2 lì in trasferta. C'ero io in trasferta. Esatto. Però almeno devi avere un certo tipo di mentalità. Se parti col presupposto nemmeno con Liverpool, con la Lazio voglio andare a pareggiare, no. Vuol dire che francamente non è un pensiero che io accetto. Nel frattempo Biagio controlla. Ragazzi, una domanda, ma la link, vendita libera per i biglietti di Napoli-Liverpool sarà lunedì? Ad oggi c'è prelazione tra per un'ora e gli mezza, abbonati. Tra un'ora e A mezza. oggi c'è prelazione per gli abbonati, è già possibile credo acquistare l'abbonamento Champions dalle 12 di ieri. Tra l'altro applausi al Napoli perché prezzi molto molto competitivi con, se non vado errato, 130 era possibile allora acquistare con un abbonamento di curva. Con 120 euro curva superiore, sono 40 euro a partita. 120 euro curva superiore. Applausi al Napoli. Vincenzo, 40 euro compravi il biglietto di tribuna coperta Napoli-Maiorca a Castel di Sangro. Me la ricordo Ecco. questa storia. E all'epoca noi abbiamo fatto certi complimenti. No, però all'epoca abbiamo detto, signori, un po' di contegno. E invece adesso facciamo gli applausi. Come vedete, ragazzi, noi non ci tiriamo indietro. Possiamo dire che dalle ore 15 di oggi, quindi tra un'ora e mezza, prosegue la vendita libera degli abbonamenti Champions e inizia la vendita libera di Napoli-Liverpool. Per Napoli-Liverpool gli abbonati possono avere la prelazione e lo sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto acquistandolo entro la mezzanotte di domenica. Da lunedì 5 vendita libera dei biglietti. Dal sito del Napoli si capisce poco. Quando mai? Come se ci fossero i biglietti lì. Almeno il caricamento è rapido. Inizia dalle 15 prosegue la vendita libera degli abbonamenti Champions e inizia la vendita dei biglietti singoli per gli abbonati. Sì, esatto, prelazione per gli Dalle abbonati. 12 di lunedì 5 vendita libera per tutti. Esatto, vendita libera lunedì. Ok. Da ieri Adesso si può abbiamo prendere capito. il mini abbonamento. Poi tra poco si prelazione agli abbonati per quanto riguarda il biglietto singolo. Da lunedì vendita libera dei biglietti. Ci dice il nostro Biagio che siamo pronti, il nostro regista, quindi ascoltiamo, facendo i complimenti a Claudio e allo stesso Biagio per la celerità, le parole in conferenza di Ciccio Calzona. Sono felice di essere qui con voi, sono contento di aver fatto questa scelta, di essere stato scelto. Sarà per me un modo per entrare nel grande calcio, perché questa nazione ha vissuto un grande calcio e per me è un onore essere l'allenatore della nazionale slovacca. Ho molte motivazioni, sono determinato, ho visto una federazione determinata a migliorare la posizione della nazionale e questo mi fa molto piacere, perché ho trovato delle persone che hanno voglia di fare grandi cose e questo è uno dei motivi che mi ha fatto accettare l'offerta che mi ha fatto la federazione slovacca, anche se per me è stato difficile lasciare Napoli, perché Napoli è stato una tappa fondamentale della mia carriera. Som veľmi motivovaný a som rád, že som... Nel viaggio del primo incontro con la federazione io ho già deciso di venire qua. Se la federazione accettava, diciamo, la mia candidatura, io già in aereo ho già deciso di venire qua. È vero sì che Marek Hamsik abbiamo un ottimo rapporto, ci siamo conosciuti a Napoli, abbiamo lavorato 3 anni insieme, ma io ho una grande stima dell'uomo Marek Hamsik, per cui diciamo il suo suggerimento alla federazione mi ha fatto molto piacere, però ci tengo a dire che io sono stato scelto dalla federazione e Marek Hamsik è stato, diciamo, l'intermediario di tutto questo,
ma la decisione e la scelta è stata della federazione e questo ci tenevo a dirlo. Grazie alla domanda. Chiaramente non è un momento felice per la nazionale slovacca. Se la federazione ha scelto un nuovo allenatore perché vuole cambiare questa situazione. Io ho l'obiettivo e il dovere di migliorare la situazione della nazionale. È un obiettivo che mi sono messo davanti. Coinvolgerò totalmente i calciatori perché loro sono quelli che vanno in campo e devono capire che rappresentano una nazionale, rappresentano un paese, una nazione, per cui sarò molto duro con loro per quanto riguarda la disciplina. Pretendo un massimo, quando arriveranno in nazionale, pretendo assolutamente che non pensino al club e che si concentrino totalmente sulla nazionale nel periodo del ritiro. Io penso che la miglior soluzione è la collaborazione. Non mi piace fare il generale, ci vorrà tanta collaborazione, chiederò la collaborazione, però anche il rispetto dei ruoli. I calciatori sono persone ormai grandi, si devono prendere delle responsabilità, ma le responsabilità di comportamento, quelle assolutamente non transigo. Sarò attento alla disciplina, però sempre con la collaborazione dei calciatori. Secondo me questa nazione ha dei buoni calciatori, per un motivo o per un altro ci sono calciatori che non si stanno esprimendo al massimo del loro potenziale. Ci sono buoni calciatori nelle nazionali giovanili e nel campionato slovacco. A me piace molto lavorare con i giovani, ma è anche vero che coinvolgerò molti ragazzi che magari non hanno espresso il massimo, che giocano anche all'estero, e ci sarà una buona parte di calciatori che hanno già fatto parte dell'ultima nazionale. Grazie alla domanda. C'è la fortuna che tanti calciatori parlano italiano perché militano o hanno militato nel campionato italiano. Abbiamo uno staff che parla inglese, quasi tutti i calciatori parlano inglese, per cui comunicheremo in inglese, poi avremo anche a disposizione per le cose diciamo particolari un interprete che all'occorrenza ci darà una mano, ma penso che la lingua sarà l'inglese. Io ho lavorato con dei tecnici importantissimi sia in Italia che anche in Europa. È un privilegio, mi hanno insegnato tanto. Non dimentichiamo di Francesco, che anche se ho lavorato solamente un anno mi ha lasciato tanto e mi ha insegnato tantissimo. Chiaramente prenderò tanto di loro, ma ci metterò tanto anche del mio, assolutamente, sotto questo aspetto. Non sono un esperto, è un'etichetta che mi hanno attaccato in Italia, non sono un esperto di fase difensiva. Io amo un calcio offensivo, però sono attento anche alla fase difensiva, per cui visto la tua domanda non mi sento un esperto, ma sicuramente per quanto riguarda il mio bagaglio ci sarà tanto di questi allenatori che ho avuto. Grazie alla domanda. Allora, io credo fortemente in un calcio propositivo. La nazionale non dovrà mai essere passiva. Non accetto di subire l'avversario finché è possibile. Andremo a giocare con qualunque avversario, mai per pareggiare la partita, ma per cercare di vincerla. Poi magari non arriverà il risultato, però faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo. Non saremo mai passivi verso l'avversario. Prepareremo tutte le partite per vincerle. Abbiamo già degli assistenti slovacchi perché abbiamo 3 collaboratori slovacchi.
c'è una maggioranza italiana per il semplice fatto che il tempo in nazionale è molto poco, per cui avevo bisogno di avere qualche collaboratore in più italiano che conoscono la mia filosofia, ma penso che questo sarà un vantaggio, però abbiamo fatto tutto in accordo con la federazione e io ho voluto che fossero all'interno dello staff anche personaggi scelti dalla federazione. Chiaramente in questo mese ho conosciuto a fondo buona parte dei calciatori slovacchi. Non era facile all'inizio conoscere tutti alla perfezione. Chiaramente quelli che giocano nei massimi campionati europei avevo già una buona conoscenza da prima. Sto guardando con attenzione il campionato slovacco perché ho notato che ci sono giovani che possono avere un futuro in nazionale, per cui mi sono concentrato anche sul campionato slovacco. Calciatori ne stiamo visionando tantissimi perché il tempo è limitato e sicuramente la nazionale sarà aperta a tutti quelli che si metteranno in mostra e a chi confermerà il proprio valore. No, verrò spesso in Italia e in Slovacchia a guardare le partite del campionato. Farò tanti weekend e spesso sarò in Europa a visionare i giocatori slovacchi che ci sono in Europa, perché ho bisogno anche di vederli dal vivo. Per cui l'Italia è la base, ma sicuramente ci starò poco, sarò in giro per l'Europa e in Slovacchia verrò spessissimo. Entriamo in diretta con Calcio Napoli 24 Live, Vincenzo Credendino, Claudio Russo. Credo che siamo pronti per andare al telefono, giusto Biagio? Dimmi di sì. Allora, buon pomeriggio all'agente Mario Foglia Manzino. Ciao Mario, come stai? Salve, buongiorno. Ciao Mario, buongiorno. Grazie per essere oggi qui con noi innanzitutto e per commentare assieme quella che è stata la sessione di mercato del Napoli. Onestamente qualche voto mi ha sorpreso. Il tuo qual è al mercato del Napoli? Ma guarda, gli do 7 più. No, diciamo che è mancata la ciliegina sulla torta con l'acquisto di portiere esperto. Ecco Mario, il fatto che parli la ciliegina sulla torta l'acquisto di un portiere. Il fatto che il Napoli per 2 mesi abbia fatto trasparire l'idea di volere un portiere, poi alla fine ne ha trattati 2, perché erano Keylor e Kepa, prendendo Sirigu sempre con quella clausola che poteva liberarlo entro la fine del mercato con una cifra irrisoria. A te dava l'idea che il Napoli effettivamente volesse un portiere? Perché io penso che se il Napoli volesse un estremo difensore non esistono solo Kepa e Keylor Navas. Ma diciamo che stando a sentire anche quello che Spalletti ha manifestamente dichiarato, cercava un portiere di esperienza, soprattutto che aveva esperienza internazionale. Si era concentrato tutte le attenzioni poi alla fine su Kepa, ma quando è balenata l'ipotesi di prendere Keylor Navas, tutti gli sforzi si sono indirizzati verso l'acquisto di Navas. E sinceramente io pensavo che alla fine riuscisse comunque a prenderlo, poi insomma da quello che si è capito è stato un problema fra Navas del Paris Saint-Germain sulla buona uscita e in realtà evidentemente erano convinti comunque di riuscire a prenderlo. Altro discorso che probabilmente dovrebbe essere affrontato è quello delle cessioni. Credo che se è vero come è vero che il mercato del Napoli è da 7, sia anche e soprattutto per quelle che sono state le cessioni, anche quella infine di Adamunas, credo che sia stato un mezzo capolavoro, un calciatore che tutto sommato è all'esterno del progetto tecnico, che tra qualche mese si libera gratis, porta già nell'immediato circa 3-4 milioni di euro nelle casse societarie, senza poi andare a riflettere anche su Koulibaly e Fabiano. Sicuramente
la loro assenza pesa dal punto di vista tecnico, però ecco, poteva andare a finire anche molto peggio. Vedi Claudio, non bisogna mangiare le mandorle prima di entrare in diretta. A te Mario. Sì, no, sicuramente diciamo un voto molto alto perché si è ceduto veramente bene. Diciamo che chi fa mercato lo sa, le eccezioni sono sempre difficili, soprattutto con queste caratteristiche qui. Queste erano delle decisioni praticamente quasi possibili che potevano portare delle cifre irrisorie, perché quasi tutti erano a cadenza diciamo di contratto dopo 6 mesi, avrebbero già potuto firmare per delle società, per altre società. E sicuramente diciamo, il mercato è stato in uscita, è stato ottimo e ripeto il voto è più per questo mercato in uscita, per cosa si è riuscita a concretizzare in uscita che in effetti nelle entrate. Mario, qual è il colpo che ti intriga di più tra tutti quelli fatti dal Napoli? Ma forse perché che l'ho seguito, l'avevo già seguito con più attenzione, e quello che era stato subito bollato come un giocatore di Serie B, ossia Ostigar. Io l'ho visto l'anno scorso, l'ho seguito e sono convinto che questo possa veramente diventare un difensore importante. E l'ha mostrato nel senso che è riuscito anche a dare un contributo dal punto di vista tecnico, diciamo così, nel senso che il lancio, ma anche il fatto di saper portare palla in un certo modo, di saper cambiare gioco al momento giusto, ha dato ulteriore sicurezza a quello che è stato un ottimo mercato del Napoli. La macchia, hai detto già qual è stata l'assenza alla fine del colpo Navas, e non posso per esimermi da chiedere anche a te di Cristiano Ronaldo. È stata una gestione, insomma, chiaramente Mendes, avendo degli ottimi rapporti con De Laurentiis, ha provato insomma a trovare la quadra, ma insomma non c'erano proprio, è stato secondo me un semplice turparello. È chiaro che se fossero state vere quelle cifre, ossia che il Manchester dava 100 milioni, pagava il 75% dell'ingaggio di Cristiano Ronaldo, e lui iva insomma, a vestire, a indossare la casacca azzurra, io insomma, non ci avrei riflettuto neanche un istante, le avrei fatto subito. Era forse troppo bello per essere vero? Sì, per come lo vedo io, sì, troppo bello per essere vero. Insomma, non penso che poteva mai insomma, verificarsi una roba del genere. Secondo me, insomma, al momento penso che non si valga 100 milioni, però per l'amor di Dio è un giocatore, un attaccante che nel tempo potrebbe anche valere di più, però se ci focalizziamo ad oggi, per me non è un attaccante che può avere una quotazione di mercato da 100 milioni. Chiaramente, se noi andiamo a vedere un po' quella che è la griglia di partenza della Serie A, queste prime 4 partite, secondo te questo Napoli con queste partenze chiaramente hanno fatto venire meno un certo tipo di leadership, è comunque in grado di potersi giocare un posto in Champions sicuramente, però anche qualcosa in più, perché io non vedo questa disparità di livelli tra Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli, e al limite ci metto dentro anche la Lazio. Ma guarda, io sinceramente vedo Juve, Inter e Milan un gradino sopra, però è chiaro che se insomma queste tre che io reputo avere qualche cosa in più rispetto al Napoli, se queste tre perdono punti per strada, e insomma alla fine magari il Napoli potrebbe anche lottare per qualcosa in più, però sinceramente per come la vedo io, quelle tre sicuramente finiranno sopra il Napoli,
il Napoli si giocherà un posto Champions con le due romane. Mario, ieri eri presente al Gallia, ci sono stati anche degli affari di mercato conclusisi alla fine, Zaccaria che parte negli ultimi minuti utili. La regina del mercato quest'anno chi è stata? Guarda, secondo me per come insomma, ha fatto a condurre anche Mi sa che abbiamo problemi però. Sì. Mario, abbiamo perso per qualche momento la linea, ci senti? No, proviamo a ripristinare il collegamento, riavviamo la telefonata con Mario Foglillo e chiaramente insomma giusto per rispondere anche a quelle che sono le ultime curiosità, poi andremo anche ad ascoltare quelle che sono le parole restanti di mister Ciccio Calzona, al quale ovviamente va il nostro più grande in bocca al lupo. Siamo pronti? Ci siamo? Sai quanto ha No, speso il Napoli saremo- in questo mercato? Esborso economico senza bonus, chiaramente. 60 e qualcosa? 68. 68. E ne ha incassati? 81. Avevo detto che il segno era più E Simeone, Petagna e Raspadori vanno sul prossimo bilancio. prossimo bilancio. Mario, ci senti? Sì, Ok, purtroppo adesso sono in ti sentiamo viaggio. anche noi. Adesso ti sentiamo anche noi. La regina del mercato. Per me, per come ha condotto anche il mercato in uscita, la Juve. Ultima curiosità per la nostra scommessa, diciamo. Sei riuscito poi a concludere un affare in extremis ieri oppure no? No, assolutamente no. No, ma era una cosa così, nata già morta. Ok, allora hai vinto tu, cena pagata. Grazie mille Mario. Grazie. Buona arrivederci. giornata. Grazie. Grazie Arrivederci. a Mario Foglia Manzillo. Ascoltiamo anche allora a questo punto la restante parte della conferenza, del contributo della conferenza tagliato da Claudio Russo, delle parole di mister Ciccio Calzona. Sì, è vero, il tempo è molto ristretto. Quello che dicevo prima, chiederò molta collaborazione a loro, la disponibilità. Per questo motivo non c'è tempo da perdere. Dal primo giorno ho bisogno della loro massima disponibilità e sfruttare anche i minuti per fargli capire qual è la mia filosofia di calcio. Ho avuto la possibilità di parlare con qualche giocatore da ieri, da quando è ufficiale, e mi hanno confermato grandissima disponibilità. Ho sentito gente che ha entusiasmo e che ha voglia di seguire quello che vorrò trasmettere. Ma abbiamo un match analyst che collaborerà con un match analyst che già lavora per la federazione, abbiamo un preparatore atletico, abbiamo 2 collaboratori tecnici e poi abbiamo Paolo De Matteis che sarà la mia spalla per quanto riguarda tutta la logistica e la comunicazione con la federazione. Sarà lui che si occuperà di tutte le problematiche risolvibili. Io ho scelto questa figura perché mi voglio totalmente concentrare sul campo e non voglio farmi distrarre da problematiche che non sono il campo, per cui lui sarà accanto a me per tutta la durata del contratto. Abbiamo anche 2 collaboratori tecnici, dovremmo avere 2 collaboratori tecnici di cui ancora stiamo scegliendone ancora uno è già con noi, si chiama Gianluca Segarelli, e poi abbiamo contatti con altri collaboratori tecnici che stiamo vagliando la loro disponibilità. No, assolutamente no. Io penso che la fase difensiva sia fondamentale e quando non siamo in possesso della palla dobbiamo difendere in 11. Non accetto
nel momento che non siamo in possesso della palla, che uno dei giocatori non si mette in testa di difendere. La stessa cosa quando attaccheremo con molti giocatori, perché la mentalità deve essere offensiva. In questo momento no, perché ancora non l'ho nemmeno comunicata alla federazione. Come dicevo prima, abbiamo ancora 2 o 3 giorni di tempo per capire bene chi convocare. Dobbiamo tener conto che abbiamo la nazionale Under 21 che ha 2 partite importanti in concomitanza con le nostre date, per cui visto che avremo tanta collaborazione, qualche calciatore che pensavo di convocare delle nazionali giovanili faremo in modo di lasciarli all'Under 21 in modo che possano raggiungere questo obiettivo importante, e questo è un segnale di collaborazione che ci sarà tra noi, la federazione, e gli allenatori delle squadre minori. Ripeto, io ho collaborato con grandi allenatori che mi hanno messo al centro del progetto, ero molto attivo nella collaborazione, per cui la paura di essere primo allenatore non ce l'ho assolutamente. Sono curioso, ma sono tanto determinato e ho tanta convinzione che possiamo fare buone cose, grandi cose con questa nazionale. Non ho mai avuto paura di questo ruolo. Ho avuto anche in passato la possibilità di allenare come primo allenatore, anche l'anno scorso ho avuto una proposta di una squadra di Serie A italiana, però stavo bene a Napoli, il Napoli mi aveva rivoluto dopo 3 anni che mi ero allontanato, e non volevo assolutamente deluderli di lasciarli a campionati in corso, e sicuramente perché pensavo che non era la scelta giusta. Invece quando sono stato contattato dalla federazione, lì mi è scattata subito la molla, ho pensato sì, questa è l'occasione giusta, ma non ho mai avuto paura di fare questo, anche perché non sono poi tanto giovanissimo, ho avuto a che fare anche con grandissimi campioni del calcio mondiale, ottimi rapporti, per cui non ho assolutamente timore di questo ruolo. Grazie alla domanda. Sì, sicuramente, essendoci calciatori che giocano nel campionato italiano e calciatori che hanno già militato e militano in altre nazioni che conoscono la lingua, per me è un vantaggio assoluto. Saranno tanti, questo mi aiuterà anche a farmi capire il prima possibile. Per quanto riguarda Lobotka è un giocatore straordinario, un ragazzo eccezionale. Siamo stati solo 1 anno insieme a Napoli, anche lui è uno che parla pochissimo come Marek, ma a me piacciono quelle persone, perché i leader silenziosi sono le persone che più mi piacciono. Secondo me ha fatto un ottimo campionato l'anno scorso, ha iniziato molto bene anche quest'anno, però secondo me ha margini di miglioramento importanti. Lui può diventare un top nel suo ruolo in Europa, senza dubbio. Saranno organizzati questi briefing dalla federazione quando la federazione riterrà opportuno. Chiaramente domani avrò un incontro con il mister dell'Under 21 perché, come dicevo prima, ci sono dei calciatori nell'Under 21 che mi piacerebbe convocare, però voglio parlare con lui perché abbiamo questo obiettivo di andare a fare l'Europeo con l'Under 21 e non lo voglio penalizzare. Con lui sarà il primo allenatore delle squadre giovanili che parlerò. Poi deciderà la federazione, ma abbiamo già programmato di fare incontri
con il resto degli allenatori, e io sono molto d'accordo su questo, e sono felice che la federazione me l'abbia proposto. No, chiaramente sono tornato l'anno scorso, voluto dal mister, voluto fortemente dal direttore Giuntoli, dal presidente. Quando ho comunicato che avevo fatto questa scelta, ho passato una settimana difficile, perché so di averli messi in difficoltà, però per me ormai la scelta era fatta. Adesso i rapporti stanno tornando normali, dai. Prima è stata dura perché non l'hanno accettata questa mia scelta. Grazie a te per la domanda. La prima cosa è stata quella di capire chi sarà convocato, perché vogliamo fare subito bene, e per questo motivo ci stiamo prendendo tutto il tempo possibile per cercare di sbagliare il meno possibile. L'obiettivo è vincere subito, perché bisogna vincere, ma più che altro iniziare a creare, dare un'identità a questa squadra, che sarà importantissimo. Però è chiaro che dobbiamo da subito vincere le partite e vincerle bene. E rientriamo in studio per i saluti. Erano queste le parole di Ciccio Calzona, neo CT della Slovacchia. Come ovviamente ricorderete, fino a poco tempo fa vestiva i colori azzurri nello staff di Luciano Spalletti, che affronterà un altro ex collega di Ciccio Calzona, Maurizio Sarri, sabato sera allo Stadio Olimpico Lazio-Napoli. Finisce qui però Calcio Napoli 24 Live. Cominciamo con i ringraziamenti, a partire da Claudio Russo. Grazie Claudio. Grazie a te Vincenzo. Ultima ora qui c'è Kvaratskhelia, giocatore del mese di agosto per la Assocalciatori. Complimenti al georgiano e complimenti anche al nostro regista Biagio Barone. Un saluto a tutta la redazione di Calcio Napoli 24. Calcio Napoli 24 Live torna lunedì, se non sbaglio però, se non vado errato, se la vecchiaia mi assiste, oggi c'è il filo diretto. Oggi il filo diretto alle 16, analizzeremo un po' le parole di Luciano Spalletti e chiaramente chiederemo a voi tifosi il voto al mercato del Napoli. E allora non mi resta che ringraziare tutti voi, un saluto da Vincenzo Credendino, buon proseguimento di giornata. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza.